La benzina oltrepassa i 2 euro al litro, almeno in Italia e quindi in Friuli Venezia Giulia. La vicina Slovenia, a pochi chilometri di distanza, applica il tetto e a 1,50, un differenziale di 60 centesimi che manda completamente allo sbando i benzinai e non conviene neanche più trasportare merci quasi, fare lunghi tragitti perché si spende troppo in benzina. Una barca insomma che sta per affondare, quella dei trasporti della logistica friulana. Oggi ne parliamo con in collegamento Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISH, Federazione Italiana Distributori Carburanti di Confcommercio. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. E vicino a me Stefano Adami, capogruppo Confartigianato Trasporti. Buonasera a lei. Buonasera a lei e agli spettatori. Allora, Bearzi, le chiedo subito, visto che lei è a Roma e sta per ritornare in Friuli Venezia Giulia, se ha delle buone notizie, magari dal tavolo del governo. Ma la buona notizia, se così si può dire, è che è quasi pronto il decreto che il ministro Cingolani sta predisponendo, fra l'altro su dei suggerimenti che noi avevamo dato nei giorni scorsi, cioè utilizzare una norma che era apparsa nella finanziaria 2008, nel dicembre 2007, che prevedeva l'accisa anticiclica. Cioè cosa significa? Un po' come succede in Slovenia, fra l'altro, dove a fronte di un aumento gravoso dei fondamentali internazionali il governo ha facoltà di intervenire per ridurre l'accisa. Ora in questo caso il meccanismo è leggermente diverso perché si usa l'extragettito che è stato determinato dal gravoso aumento che c'è stato alla pompa, quindi ci sono obiettivamente 200-250 mila euro che diciamo sono 250 milioni di euro, scusate, che saranno utilizzati in funzione di un abbassamento temporaneo dell'accisa di 15 centesimi, si stima. Ora, 15 centesimi probabilmente non risolvono il problema dei cittadini e neanche del differenziale con la vicina Slovenia, però è un primo passo che magari contestualmente a una diminuzione dei fondamentali internazionali potrebbe, diciamo, nei prossimi giorni portare a una riduzione diciamo, importante dei prezzi alla pompa. Ecco, Bearzi, può spiegare bene agli utenti, magari non hanno chiara la questione, perché il greggio costa relativamente poco, come ai tempi del 2008, il prezzo al barile, però c'è stata l'impennata della benzina. Di chi è la colpa? Qualcuno vi ha anche accusato, voi direttamente, come stazioni di carburante? Noi siamo l'anello debole della catena, io lo dicevo ad altri network, cioè noi con 3 centesimi e mezzo lordi non è che possiamo fare assolutamente la differenza, siamo l'ultima ruota del carro, quindi assolutamente incolpare le gestioni di questo aumento è assolutamente irrispettoso, perché poi tra l'altro qualcuno è preso a male parole o peggio, per cui assolutamente no. Diciamo che alla base di tutto, ed è iniziata prima della guerra in Ucraina, c'è una speculazione diciamo finanziaria dei grandi traders internazionali, quelli che per capirci lavorano sui future, che hanno creato questa difformità fra il reale prezzo che c'è sulle componenti, diciamo, del prodotto internazionale e quello che è invece la parte speculativa di queste finanze che insomma sono a monte di noi e non possono coprirci. Poi c'è sicuramente qualcuno che magari ha la possibilità, grandi depositi o grossisti, retisti che hanno capacità di stoccaggio, capacità finanziarie e che magari hanno l'interesse a trattenere nei depositi in questa fase un prodotto che sta aumentando praticamente ogni settimana e di conseguenza produce un valore aggiunto su quello che è il prodotto. Quindi ci sono una serie di elementi. Poi c'è da dire che rispetto al 2008, pur essendo la quotazione del petrolio più o meno su quei valori, ci sono delle differenze sostanziali. Innanzitutto c'è il cambio euro-dollaro
che è decisamente diverso. E poi c'è il fattore che io spiegavo in un'altra occasione, che noi non mettiamo petrolio greggio nei nostri serbatoi, ma mettiamo quello che è definito il Platts, nel nostro caso CIF Mediterraneo, che è frutto della lavorazione del petrolio greggio, che chiaramente viene raffinato, viene additivato per poterlo rendere consumabile dalle nostre autovetture. E questo, rispetto al 2008, questo valore è estremamente più elevato, per cui tutta questa serie, poi ci sarebbe stata tutta una discussione su anche altri fattori secondari, ma questi sono principalmente i fattori che hanno portato a questa situazione. Allora, io ricordo anche ai telespettatori che possono intervenire in diretta mandando un messaggio al 345 99 56 897, anche per sentire le loro sensazioni di quanto sta avvenendo in questi giorni tra il caro energia e il caro benzina. Qualcuno sicuramente sarà andato in Slovenia ad approfittare, anzi sicuramente, perché lo faremo vedere anche dalle nostre immagini nel proseguo della puntata. Prima volevo sapere però direttamente dalla voce di Stefano Adami, sentivo anche il vice ministro Bellanova che diceva abbiamo quasi scongiurato il fermo dei tir, quindi insomma si va a una soluzione anche da quel punto di vista, oppure visto anche quello che ci sarà con i 15 centesimi insomma, al litro di vantaggio, oppure avete ben altro voi da chiedere e non è tanto vero queste notizie che ci arrivano da Roma? Adami? Innanzitutto diciamo che la situazione per quanto concerne l'autotrasporto è piuttosto drammatica. L'incremento del costo del gasolio, che per noi incide nel 30% delle spese, un incremento che nell'ultimo mese a doppia cifra ci ha messo in forte crisi. Tant'è che molte aziende, non per loro volontà ma per necessità, sono costrette a fermare gli autocarri perché diventerebbe antieconomico muoversi. Sì, non conviene più trasportare, perché se no Assolutamente. dovreste anche aumentare dopo il prezzo finale. Assolutamente. È un giro, no? Non sempre poi si riesce a riversare questi aumenti sulla committenza, Sì. anche perché con questa velocità degli aumenti avvenuta nell'ultimo mese, anche gli aumenti fatti, le richieste di aumenti fatte a gennaio sono diventate ormai troppo basse e per cui insostenibili e non danno marginalità più ad un settore che era già ampiamente in crisi. Insomma, è una situazione talmente drammatica che possiamo dire la Bellanova ha cercato di scongiurare un problema, ma di dire le cose si stanno calmando, ma alla fine questo fermo potrebbe restare in atto, insomma, cioè, potrebbe essere da un momento all'altro. Direi di sì, che la situazione non sia ancora chiarita, tant'è che nell'incontro di ieri con le maggiori associazioni dell'autotrasporto la viceministra Bellanova non ha dato risposte soddisfacenti, soprattutto perché noi chiedevamo come ditte di trasporto, chiedevamo un credito d'imposta sul costo del gasolio per far sì che avere una liquidità per poter andare avanti, perché adesso il problema non è solo un problema di regolamentazione, è un problema che faccia andare avanti, proseguire il trasporto, è proprio un problema di sopravvivenza. Ci sono aziende che non hanno la liquidità per poterlo fare e con i prezzi come sono questo non ci dà questo margine di tranquillità, per cui anche l'ipotesi di un fermo potrebbe essere tra le ipotesi da applicare. Ecco, chiedo a entrambi a bruciapelo, prima a Bearzi, abbiamo anche la fortuna di avere un presidente nazionale da questo punto di vista, quindi ha una conoscenza sia nazionale sia regionale. Qua si fa ancora di sentire un po' di più, ovviamente, il confine con la Slovenia, quante aziende rischiano di saltare, benzinai, distributori di carburanti, rischiano di saltare in Friuli Venezia Giulia. Poi chiedo altrettanto per il settore dei trasporti, a questo punto, quanti non conviene neanche più aprire come aziende di trasporti. Bearzi. Allora, certamente questa situazione di cui accennavo prima è la marginalità estremamente ridotta delle nostre aziende, ricordo 3 centesimi e mezzo lordi, significa che con l'aumento esponenziale che c'è stato dell'energia anche nei nostri confronti,
di fatto ha ridotto di molto quella che è la marginalità e quindi il conto economico si fa deficitario per molte attività, soprattutto quelle che non hanno attività collaterali, cioè chi vende solo benzina, che ha un erogato minimale, rischia veramente di dover chiudere proprio per default finanziario. Quindi io stimo che ci possa essere un 15% di aziende in grossissima difficoltà attualmente, magari se continua questo trend nei prossimi mesi saranno costretti anche a chiudere bottega. Adami, 15% benzinai? E per Per quanto riguarda riguarda il l'autotrasporto forse la situazione è ancora peggiore, addirittura. perché un differenziale del prezzo del gasolio, come si diceva prima, in Slovenia 1,53, in Italia parliamo di 200, 2,090, è chiaro, è palese che non siamo più competitivi. Già soffrivamo con i competitor d'oltreconfine prima di questa grave impennata, questa è la mazzata finale per parecchie aziende, se non ci sono dei provvedimenti immediati, urgenti e concreti. Noi l'abbiamo chiesto alla politica regionale e alla politica nazionale, se vogliamo che l'autotrasporto, che ricordiamoci bene movimenta l'85% delle merci vengono movimentate su gomma, se vogliamo la sopravvivenza di questo settore ci vogliono delle soluzioni emergenziali immediate e concrete. Sapendo anche che poi oltretutto i vostri due settori sono dei motori per la nostra azienda, oltretutto. Allora, chiuderei in anticipo questa prima parte, lo dico anche alla regia, andiamo in pubblicità, poi manderemo anche due servizi, uno realizzato direttamente nella Slovenia e uno realizzato qui in Friuli Venezia Giulia, sentendo un po' la gente in generale. Pubblicità. Bentornati in collegamento con Screenshot in diretta per questa puntata dedicata al caro della benzina. Sempre più persone vanno in Slovenia. Allora, prima di nuovamente parlare con i nostri due ospiti, Bruno Bearzi e Stefano Adami, rispettivamente presidente nazionale Figish, eccolo lì in collegamento da Roma, e Stefano Adami invece capogruppo Confartigianato Trasporti, andiamo a vedere cosa accade in Slovenia ogni giorno con Alexis Sabot. Continuano le code dei turisti del pieno, che anche oggi hanno preso d'assalto le stazioni di servizio oltre confine. Già dalle 8 una fila di 1 chilometro di vetture in attesa del pieno a Mernico, la frazione di Dolegna del Coglio. Da ieri la Slovenia ha bloccato i prezzi a ribasso per 30 giorni e così il risparmio medio oltre confine oscilla tra i 50 e i 60 centesimi al litro. Le scene nei valichi principali e in quelli secondari da Venco a Mernico si ripetono così identiche, interminabili file di auto, tutte con targa italiana, in attesa del proprio turno per fare il pieno. Il tam tam corre anche sui social per accaparrarsi le notizie sugli orari di apertura dei distributori sloveni aperti 7 giorni su 7 dalle prime ore del mattino. File chilometriche per pagare 1,541 euro al litro per il fai da te sul diesel e 1,503 euro al litro il super senza piombo. Un notevole risparmio rispetto ai prezzi applicati in questo momento in Italia a causa anche delle tensioni internazionali con il conflitto Russia-Ucraina. Bearzi, non so se lei ha visto queste immagini, se ha avuto la possibilità di vedere, ecco sì, non so se lei ha già mangiato o se ne è rimasto il boccone amaro vedendo queste immagini, vedendo tutti andare oltre confine, invece delle vostre pompe di benzina, no? Ma guardi, evidentemente sì, questa situazione non può che danneggiare ulteriormente i nostri associati, soprattutto quelli della zona confinaria con la Slovenia, per questo fatto. È certo che se si riuscisse, e qua magari lancio anche un appello a tutti i deputati, i senatori regionali in maniera trasversale, di recuperare un minimo di risorse dello Stato, anche perché poi queste risorse rientrerebbero in termini di accisa ed IVA, per consentire all'assessorato, come era successo l'anno scorso, di praticare quel famoso super sconto, almeno in fascia 1, che avrebbe permesso e ha permesso allora un fortissimo recupero delle vendite e degli introiti fiscali per la regione e per lo Stato. Per cui
È chiaro che se tutti magari insieme si raccordassero per riuscire a tirare fuori quello che manca alla Regione, perché obiettivamente è impensabile che la Regione possa fare questo sforzo economico da solo, però è stato dimostrato allora che il gioco varrebbe la candela, per cui questo è proprio un appello che lancio a tutti quanti, indipendentemente dalla casacca, perché si attivino in questo senso. Ecco, ma perché si è fatto prima, adesso non si può fare così con tale immediatezza? Ce lo può spiegare anche un po' a chi segue questa trasmissione? Prima c'erano addirittura, se non sbaglio, 21 centesimi al litro forse, per quanto riguarda Certo, il certo. gasolio forse, adesso non mi ricordo, però No, no, sì, un'enormità, tal punto che era quasi più basso della Slovenia, in un periodo meno certo, no, critico, adesso perché invece lo è di più, cosa accade? allora, a parte che c'era un trend di prezzi completamente diverso, quindi chiaramente c'era un differenziale che consentiva anche di parificare il prezzo italiano friulano, quello sloveno, ma lì le risorse le ha messe interamente la Regione come proprio esperimento, come prova, quindi è stato proprio dimostrato proprio con i fatti che varrebbe la pena di riprovarci. Ovviamente, come dicevo poc'anzi, è difficile che la Regione possa impegnarsi in No, ma un'azione è un così vantaggio per imponente. tutti, no? È un vantaggio anche per lo Stato, immagino, giusto, Certo, Beage? in primis per lo Stato e secondariamente per la Regione che riceve una parte di queste entrate fiscali sia sulla CISA che sull'IVA. Sì, le cose Quindi più facili le rendiamo più difficili qua in Italia, da quel che riesco a capire, ecco. Basterebbe poco. sì, Sì. basterebbe un po' di buonsenso forse, magari si riuscirebbe anche un po' di collaborazione in più, certamente. Senta, ma Adami, vedevo tante macchine che andavano di là, invece l'autotrasporto non conviene andare in Slovenia. Beh, Cioè, per no, l'autotrasporto è un po' più sì, complesso, in quanto poi si tratterebbe di procedere al recupero dell'IVA e poi noi come autotrasportatori abbiamo una parte di rimborso delle accise, una minima parte di rimborso delle accise, ovviamente che verrebbe azzerata qualora si andasse a fare gasolio fuori Italia, ecco, questo, per cui non è conveniente, ma e certo. poi soprattutto, visto i grossi consumi, sarebbe molto conveniente solamente per chi abita nelle fasce limitrofe, non certo per chi poi deve cominciare a fare viaggi lontani, Certo. cioè diventerebbe Beh, quasi noi irrilevante. oggi abbiamo visto che c'erano anche numerosi automobilisti che venivano dalla zona, per esempio che usano il gasolio dalla zona di Udine, perché hanno, essendo in fascia 2, se non sbaglio, hanno meno rispetto di scontistica, no? Bearzi, magari mi correggano, meno scontistica rispetto ad altri comuni, no? Questi, giusto? Allora, cosa succede? Succede che per avere diritto allo sconto regionale, la quantità di prodotto messo in serbatoio deve procurare uno sconto di almeno €1, no? È chiaro che con l'aumento che c'è stato dei prezzi, la semplice moltiplicazione litri per sconto di fascia, ad esempio, non permette in certi casi su €20 di poter usufruire dello sconto perché la macchinetta stessa, cioè il POS, è inibito perché non raggiunge la quantità minima dello sconto, per cui o si aumenta la quantità o si rinuncia addirittura a utilizzare la Sì, tessera uno dice se non benzina ho lo usurale. sconto con €20 tanto vale andare in Slovenia. No, non è una pubblicità questa, però uno può pensarlo da comune essere un mortale, giusto Bearzi? Beh, certo, anche perché Sì, con questi prezzi la gente tenderà chiaramente anche a ridurre la mobilità se può e chiaramente anche certo. la quantità di prodotto immesso in serbatoio, questo mi sembra abbastanza evidente, è fisiologico insomma. Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato oggi nei distributori di carburante qua in Friuli Venezia Giulia. Siamo alla periferia di Udine, la gente è alla ricerca dei distributori più convenienti e per cercare di risparmiare qualcosa cerca di adottare anche altri accorgimenti come avvalersi del self-service, muoversi di meno in macchina, stare attenta ai consumi. E intanto il prezzo della benzina in Italia, che negli scorsi giorni aveva raggiunto livelli massimi,
proprio da oggi ha cominciato a scendere di qualche centesimo. Di pochissimo, però poi dipende dai distributori e dalle ditte che forniscono il carburante. Per fortuna si è fermato, pensavo che salisse ancora. Rispetto al weekend, rispetto alla settimana scorsa, un minimo di discesa c'è stato. Lei viene qui per cercare di risparmiare qualcosa sulla benzina? Sicuramente adesso a questo periodo sì. Si va a caccia del distributore meno caro, chiaramente. Fare le code chilometriche oltre confine conviene? E per me è troppo distante andare là. Non vedo perché devo andare a rimpinguare le casse della Slovenia. Cerco di muovermi il meno possibile, solo quando devo andare via. Se devo fare una cosa cerco di accorpare lo stesso viaggio con più servizi, insomma. Ho benzina, ho speso 60 euro, che è anche meglio di quello che pensavo. Non l'ha detto la persona precedente, però se abbina anche qualche servizio, lo dico sia a Bearzi sia ad Adami, probabilmente sarà andato a comprarsi anche la carne e qualcos'altro, no? Per non fare uno spot pubblicitario. Alle sigarette, appunto, probabilmente. Purtroppo questo va a danno di tutta l'economia, questo che volevo dire, ecco, in Italia, Certo. no? Purtroppo sì. Adami, va Purtroppo tutto a sì. danno dell'economia. Sì, bisognerebbe un attimino fare delle valutazioni, anche il governo dovrebbe vedere perché un'uscita di valuta, cioè portare dei soldi oltre confine, rimpinguare, come dicevano anche gli utenti, le casse degli altri stati, lo trovo non proprio Sì. un ragionamento valido. Ecco, questo. Bearzi, siamo in Europa, ma solo sulla carta, no? In questo? Ma sì, una delle cose che chiediamo e che probabilmente la settimana prossima col ministro Cingolani, che penso condivida questo tipo di azione, sarebbe quella di un'armonizzazione delle accise, perché se noi togliessimo la parte fiscale dal prezzo dei carburanti avremmo la benzina meno cara d'Europa. Siamo quelli che hanno diciamo, il prezzo industriale, comprensitivo di tutto, che è il più basso d'Europa. Diventiamo deficitari nel momento in cui ci aggiungiamo le accise e chiaramente l'IVA, perché poi ricordo che paghiamo l'IVA anche sull'accisa, quindi la tassa sulla tassa. Quindi l'armonizzazione dell'accisa fatta veramente con i criteri giusti eviterebbe poi alla fine questo tipo di concorrenza sleale che dalle nazioni limitrofe chiaramente possono divenire ad un danno economico, ma io ci aggiungo anche un danno ambientale, perché le auto che fanno questi chilometri per recarsi oltre il confine, andare e tornare, chiaramente produrranno anche un danno di tipo ambientale, quindi starei anche attenti quando si dice che conviene andare di là solo ed esclusivamente perché c'è un prezzo più basso. Ci sono delle situazioni che magari analizzate più profondamente, chiaramente forse a qualcuno farebbero desistere da questo tour. Certo, posizioneremo magari i confini tra Gorizia o anche direttamente San Giovanni Natisone o Cividale, qualche centralina, no? Sarebbe da mettere, per vedere appunto la crescita delle PMI. Chiedo ad Adami quante sono le aziende qua in Friuli Venezia Giulia, prima mi parlava che sono ben oltre il 15% che rischiano di collassare, no? Quanti Sì, sono, allora, giusto per capire diciamo, quanto è il vostro comparto? All'incirca 1.200 aziende, di cui migliaia di aziende artigiane, per cui composte da unità monoveicolari o con pochi mezzi, che danno occupazione a circa 6.500 addetti, per cui numeri abbastanza importanti e che in una crisi come quella che si sta prospettando potrebbe andare ad avere delle ripercussioni non da poco per lo Stato. Ecco. Dico io, a rischio 200 aziende e 1.000 autotrasportatori. Non fare dei numeri no, certo, però dipende da quanto durerà questa situazione. Certo è che se questa situazione dovesse perdurare nel tempo, il comparto dell'autotrasporto si spegne da solo. Non servono né fermi né niente, ci si ferma automaticamente. Speriamo di no. Allora Bearzi, io la ringrazio, la saluto, buon ritorno in Friuli Venezia Giulia, nella sua cara amata terra e anche nostra. Buonasera. Certo, grazie a voi. Grazie ad Adami per essere venuto a trovarci in trasmissione anche lei. Grazie a voi.
Bene, torniamo domani sempre con Screenshot a solita ora. Grazie, arrivederci.